Buon pomeriggio dal Palachiarelli di Donati. Buon pomeriggio dal Palachiarelli Donati di Guastalla. Final Four scudetto Under 19 scendono in campo Roma 1927 e Orange Futsal Asti, il remake della finale di Coppa Italia. Prima di andare alla lettura delle formazioni ci ascoltiamo l'inno di Mameli. Stefano Castiglia consegna una targa di partecipazione a Paolo Dall'Asta, sindaco del comune di Guastalla. Intanto targa di partecipazione del presidente Stefano Castiglia al sindaco di Guastalla Paolo Dall'Asta. E anche una targa di partecipazione a Luca Fornasari, assessore allo sport del comune di Guastalla. Ascoltiamoci l'inno di Mameli e poi andiamo alla lettura delle formazioni. L'inno d'Italia. Tante novità in casa Roma 1927 con numero 1 Ciaralli, numero 2 Lucentini, 3 Marchetti, 4 Cutruneo, 5 Moscati, 6 Marcelo, 7 Pietrasanta, 8 Ceccarelli, 9 Marconi, 10 De Simone, 11 Michel, 12 Balducci a disposizione del tecnico Fabrizio Reali. Quindi rientra Michele dalla squalifica rispetto alla gara di ieri in campo De Simone, Rinaldi e Balducci e Moscati. Rinaldi ha dato forfait dopo il riscaldamento rispetto alla gara di ieri. Escono Fionchetti, Turrisi, Terracina e Paul Lopez. Orange Futsal Asti con gli stessi 12 di ieri, col numero 1 Cesari, numero 2 Amico, 3 Ferrara, 4 Basso, 5 Alessandro Caracciolo, 6 Alessandro Merlo, 7 Alves Rodriguez, 8 Federico Caracciolo, 9 Federico Palumbo, 10 Angelino, 11 Cigliuti, 12 Vercelli a disposizione del tecnico Hernan Patanè. Il primo arbitro Francesco Moschella della sezione di Bologna, il secondo Cosimo Di Benedetto della sezione di Lamezia Terme. Il crono sarà diretto da Fabio Cortese della sezione di Parma. Come dicevamo, questo è il remake della finale di Coppa Italia giocata domenica 29 marzo ad Ancona con la vittoria dell'Orange Futsal Asti che ha battuto 4-0 la Roma fermando l'egemonia giallorossa. Le squadre tornano ad affrontarsi quindi per la quarta volta con il bilancio che comunque sorride la Roma che è in vantaggio di 2 vittorie. E quindi foto di rito per l'Orange che ieri ha battuto 6-1 la Casertana, ha faticato di più la Roma che ha avuto la meglio sulla Covei Meta a Catania ai tiri di rigore al termine davvero di una partita bellissima con la squadra di Reali che ad un certo punto vinceva 6-3. Arrivata alla rimonta etnea sul 6-6, dal dischetto ha avuto la meglio la Roma. Decisivo Fionchetti con la parata al quinto rigore e oggi Fionchetti va in tribuna. In porta c'è Ciaralli
Rientro importante per Fabrizio Reali che recupera Michel che ieri era squalificato, e come detto un po' di turnover per recuperare forze fresche. Invece Orange con gli stessi 12 della sfida alla Casertana. Roma che vuole difendere il tricolore che da 2 anni di fila sulla maglia giallorossa. Fischia l'arbitro, parte la finale, parte Roma 1927 Orange, Futsal Asti, subito Cutruneo, Marcelo, Michel, si accentra Michel, la sterzata, ancora il numero 11, palla sul fondo, arriva il primo squillo della Roma. Vercelli, Alves, lancio per Angelino, mette giù Cutruneo, non c'è fallo di Angelino su Cutruneo, semplice rimessa per la Roma già battuta. Ancora Cutruneo, Marcelo, Michel, duella con Merlo, va via Michel che calcia con il sinistro, deviato, corner per la Roma. Respinge Vercelli, poi mette fuori Angelino, palla dalle parti di Ciaralli. Avanza il numero 1, lancio ancora per Michel. Ceccarelli, ora Michel. Si accentra, apre il destro, la respinta da parte di Vercelli. Ancora Michel che torna da Ciaralli. Avanza il numero 1 della Roma che imbuca per Ceccarelli. Marcelo, Cutruneo, Marcelo. Ancora Michel, destro del numero 11, molto pericoloso. Ha iniziato molto bene la Roma, già 3 tentativi verso la porta di Vercelli. Si inserisce Merlo, il lancio è lungo, la fa sua Ciaralli. Ceccarelli. Ancora Michel, Cutruneo. Sbaglia l'appoggio il numero 4, rimessa laterale per l'Orange. Prima squadra ha vinto il campionato di A2, la prossima stagione ci sarà la partecipazione al campionato di Serie A2 Elite. Roma invece che a breve giocherà con la prima squadra i playoff di Serie A contro la Feldieboli, gara 1 il 9 giugno. Intanto ci prova Ceccarelli, Murato. Occhio intanto a Michel che ci riprova. Vercelli cerca e trova Angelino, spalla alla porta il numero 10, riparte da Alves, quindi Merlo dopo il tocco di Caracciolo. Partita forte da Roma, rimessa per l'Orange. Merlo, Caracciolo, Merlo,
Vercelli, lancio del numero 12, colpo di testa di Ceccarelli che però non riesce a trovare Michel, rimessa per l'Orange. Vercelli, un po' di spazio, calcia col destro, male, palla fuori. Ciaralli subito a cercare Ceccarelli, la mette giù il numero 8. Marcelo, Michel, uno contro uno con Caracciolo, si sposta la sfera, va via Michel, palla al centro, mette fuori Alves e quindi Ciaralli ancora a dar manforte l'azione offensiva della Roma. Calcia Ciaralli, palla sul fondo. Vercelli, anticipato Angelino, c'è Alves, ancora il numero 10, intercetta Cutruneo che riparte 1-2 con Ceccarelli, ancora la palla per Ceccarelli, non ci arriva il capitano giallorosso, rimessa per l'Orange. Merlo cerca Angelino, passaggio complicato, rimessa Roma. Michel, ora duella con Merlo, scappa via Michel, mette fuori Caracciolo. Messa per la Roma, partita fortissimo. Cutruneo addosso a Merlo, Michel, Cutruneo cerca Marcelo, in anticipo Merlo, palla fuori, rimessa per Vercelli. Lotta Ferrara, appena entrato Alves, Angelino va a duellare con Ceccarelli, intercetta Marcelo, ancora Marcelo, l'assist per Cutruneo che sul primo palo batte Vercelli, 1-0 per la Roma al tramonto del quarto minuto. Si sblocca l'incontro con il gol di Ivan Cutruneo, secondo gol in Final Four per lui dopo quello di ieri alla meta. Si rompe il ghiaccio, Vercelli lancio lungo, la mette giù Ferrara, contrastato da Pietrasanta, arriva il primo fallo per la Roma, calcio di punizione dal limite per l'Orange, anche se in posizione defilata. Occhio ancora all'Orange, la sterzata, la parata di Ciaralli e poi Merlo, palla ancora in campo, ci riprova Merlo, deviazione di Ceccarelli, non riesce ad evitare il corner Ciaralli. Sbaglia il controllo Alves, rimessa per la Roma che poco fa ha trovato l'1-0 con Cutruneo che ora si appresta a battere la rimessa. Pietrasanta, è entrato anche Marconi col numero 9, Cutruneo, Pietrasanta,
c'è anche Lucentini in campo. Va via Pietrasanta, palla che attraversa tutta l'area, ci arriva nessuno, qualche cambio anche per Patanè. È entrato Ferrara, eccolo qui, che aggancia ora la sfera, non riesce a tenerla. Cutruneo, 1-2 che non si chiude con Marconi, spazza via Caracciolo dalle parti di Ciaralli. Cutruneo intercetta Caracciolo, poi ancora Asti, mette giù Caracciolo, passaggio corto per Ferrara, aggredito da Lucentini. Alves, vantaggio Pietrasanta, Cutruneo, Lucentini, ancora Cutruneo, Pietrasanta, Cutruneo, Pietrasanta, giocata qui di Lucentini, l'intervento di Vercelli sul primo palo. Palla che passa e arriva il 2-0 di Mattia Lucentini, che deposita la palla in fondo al sacco e a 14:50 dal termine del primo tempo arriva il raddoppio della Roma. Time out per Patanè, la firma di Lucentini, secondo gol anche per lui in questa Final Four di Guastalla. Il gol di Lucentini sul corner di Pietrasanta, pescato e lasciato colpevolmente da solo il numero 2, che a porta vuota di fatto non poteva sbagliare, e quindi dopo il vantaggio di Cutruneo è arrivato il raddoppio 2 minuti più tardi di Lucentini e Patanè ricorre subito ai ripari. Time out per riordinare le idee. C'è anche in cambio in porta, entra Cesari col numero 1 ed esce Vercelli, quindi cambio tra i pali per Patanè. Riparte l'incontro, poco fa il 2-0 di Lucentini, eccolo qui il numero 2, Marchetti, Marcelo, la palla è per Marconi, rimessa. Per l'Orange, eccolo qui Cesari, lancio lungo, colpo di testa di Marcelo, Angelino la mette giù e poi Lucentini spedisce la palla in rimessa laterale. Cesari, Angelino si accentra, imbuca Caracciolo, perde il duello con Marcelo, quindi Lucentini, avanza Marchetti che ha un po' di spazio, quindi Marconi pressato da Amico, Pietrasanta e poi Lucentini. Ora Marcelo, ancora il numero 6 che scappa via, cerca Marconi, intercetta Alessandro Caracciolo che poi lascia ad Angelino che allarga per Amico, ancora Caracciolo, all'indietro da Cesari, lancio troppo lungo del numero 1 per Amico. Marchetti, Ceccarelli rientrato in campo, non riesce però a tornare dal suo compagno di squadra.
Cesari. Colpo di testa di Ceccarelli. Occhio al destro di Michel. Direttamente dalla sua metà campo aveva visto Cesari fuori dai pali. Merlo, colpo di testa di Michel. Ceccarelli, va via Michel, il destro, palo di Michel, vicino al 3-0 la Roma con Michel. 7 minuti devastanti della squadra di Reali. Michel. Ciaralli. Ceccarelli. Marcelo. Marchetti. Michel. Anticipato qui Marchetti. Cutruneo non aggancia, qui Ceccarelli, rimessa Orange. Angelino non la tiene sulla pressione di Marcelo e quindi Cutruneo, ancora Michel, palo poco fa per lui. Ceccarelli, movimento di Cutruneo, servito, calcia addosso ad Alves. Marcelo, Cutruneo, 1-2, mette fuori Alves, palla arriva dalle parti di Ciaralli, ancora Marcelo, sempre Michel, movimento di Ceccarelli, Michel cerca con lo sguardo anche Cutruneo, ma c'è un fallo di Ceccarelli su Basso e quindi punizione per l'Orange, primo fallo della Roma. Le proteste di Ceccarelli che parla con l'arbitro Di Benedetto. Tutto da rifare, va rettificata la posizione della battuta del calcio di punizione. Sbaglia qui Merlo, non riesce a servire il suo compagno di squadra. Riparte la Roma. Cutruneo di prima, Ceccarelli in ritardo, in anticipo Basso che però spazza in tribuna. Michel. Marcelo, Cutruneo. Michel. Ancora Cutruneo, passaggio di ritorno, corre Michel che lotta con Merlo, alla meglio il capitano dell'Orange e Michel commette fallo, il secondo della Roma. Merlo in avanti, colpo di testa che non arriva di Angelino, messa dal fondo per Ciaralli. Ceccarelli lotta con Alves, ancora il capitano della Roma che non la tiene, l'ultimo tocco il suo.
colpo di testa all'indietro di Marcelo, calcio d'angolo per l'Orange. Merlo alla battuta, intercetta Marcelo, riparte la Roma, va via il numero 6 che calcia col destro male, palla fuori. Palla in avanti, non ci arriva Alves. Altro lancio sbagliato di Ciaralli. Cesari. Ferrara. Non riesce a ripartire l'Orange sulla pressione della Roma. Rientra Pietrasanta al posto di Marcelo e quindi Cutruneo. È entrato anche Gabriel De Simone. Il suo primo pallone. Pietrasanta non salta il suo avversario, riparte Alves, la sterzata, poi Pietrasanta rinviene e recupera la sfera. Cutruneo, De Simone, Cutruneo di prima per Ceccarelli, la mette giù col petto, raddoppiato Ceccarelli, non c'è fallo secondo l'arbitro di D'Amico, rimessa per l'Orange. Mancano esattamente 10 minuti al termine del primo tempo, 2-0 per la Roma per effetto dei gol messi a segno da Cutruneo e Lucentini. Intanto qua non riparte Alessandro Caracciolo, non tiene la palla in campo il numero 5 Pietrasanta. Cutruneo in orizzontale da De Simone, ancora Cutruneo, De Simone di prima per il movimento di Pietrasanta, sbaglia qui Alves. Occhio a Marconi, la palla che passa, non ci arriva Pietrasanta. Occasione Roma, ma sul tiro cross di Marconi c'è stata una deviazione perché la rimessa è per la Roma. Fallo su Cutruneo e calcio di punizione per la Roma, secondo fallo per l'Orange. C'è Michel sulla sfera, rincorsa lunga del numero 11. Si stacca Pietrasanta. Calcia Michel che scivola al momento del tiro, rischia anche di farsi male. Rimessa dal fondo per l'Orange. Il 9:29, l'ultima partita di questa 4 giorni a Guastalla. Siamo partiti con le finali under 15 e 17 in diretta su Vivo Azzurro. Abbiamo raccontato ieri le 2 semifinali scudetto under 19 e poi alle 12 abbiamo raccontato la vittoria dello scudetto under 21 regionale da parte del Real Ferentino, che ha battuto 7-3 il Milano. Tanto arriva il fallo da parte di Marconi, quarto fallo della Roma a 9:15 dal termine. In vantaggio qui Pietrasanta,
De Simone, ancora Cutruneo. De Simone, la prossima sarà time out per la Roma. Non esce bene qui l'Orange, recupera Marconi. De Simone, non c'è fallo sul numero 10, riparte Amico, palla che esce, time out come avevamo anticipato per la Roma. Le proteste di Reali per l'intervento non fischiato, non ravvisato su De Simone. 2-0 per la Roma. Come abbiamo raccontato, Roma 1927 che dal 9 giugno con la prima squadra sarà impegnata nei quarti di finale scudetto contro la Feldi, gara 1 che si giocherà ad Eboli. Orange Futsal che con la prima squadra ha vinto il campionato, l'anno prossimo parteciperà alla 2 Elite, un restart importante dell'Asti che di fatto dal 2016 è ripartita dalla D ed è arrivata al secondo campionato nazionale, una realtà che è stata davvero ed è ancora molto importante per il nostro futsal. Roma invece che vuole scrivere pagine importanti con la prima squadra a livello di settore giovanile con l'Under 19, un'egemonia che va avanti da tempo. L'unica sconfitta della Roma di questa stagione è arrivata proprio contro l'Orange. Le due squadre si sono affrontate 2 volte in questo 2026, prima al Palasele di Eboli per la Supercoppa italiana con la vittoria della Roma per 5-3 e poi, come abbiamo raccontato ad inizio cronaca, nella finale di Coppa Italia di Ancona con la vittoria invece dell'Orange. Altro il precedente risale alla scorsa stagione con la vittoria sempre della Roma. Cutruneo, giocata del numero 4 che però non tiene la palla in campo, rimessa Orange. Cesari, Amico, basso, palla in avanti, la tiene Angelino, deviazione di Lucentini e quindi lancio di Ciaralli troppo lungo per Marconi. Colpo di testa di Marcelo, quindi Cutruneo tenta la giocata, Alves legge le intenzioni del numero 4 giallo-rosso, riparte l'Orange con Amico, intercetta ancora Cutruneo, giocata qui di Lucentini che va via, palla sul secondo palo, riparte l'Orange con Alves, assist per il sinistro di Caracciolo. Murato, Caracciolo, Alves, salta Lucentini, l'assist Angelino, non caccia la finta, palla sul fondo. Prima grande occasione per l'Orange, le proteste dei tifosi dell'Orange per un presunto contatto su Angelino al momento del tiro. Prima grande occasione per la squadra di Patanè per accorciare le distanze. Lancio lungo qui, palla dalle parti di Cesari. Federico Caracciolo cerca Angelino, ha avuto lui la palla del 2-1, lotta con Marcelo, alla meglio il numero 6 della Roma che riesce a guadagnare una rimessa dal fondo.
Ceccarelli, Michel, Marcelo, Michel, sbaglia l'appoggio per Ceccarelli. Caracciolo, lotta al numero 8, Angelino, ancora Caracciolo ma in vantaggio Marchetti. Ceccarelli prova il destro lontano dalla porta di Cesari, non c'è stata deviazione secondo gli arbitri. Lancio intanto di Cesari, Angelino non riesce ad agganciare la sfera sulla pressione anche di Marcelo. Ciaralli si mette in proprio, lascia la porta, occhio, un calcia basso, cercato un appoggio, rischiato un po' qui il portiere della Roma. Marcelo, Michel, Marchetti, Ceccarelli, chiude il triangolo con Marcelo, ancora Tommaso Ceccarelli, Michel, va via Michel, riesce Caracciolo a fermarlo, ancora Michel, attento Cesari sul primo palo e poi palla spazzata via, rimessa per Ciaralli, ancora Michel, nuovamente Ciaralli, lancio lungo, Angelino, pensa al destro, murato da Marcelo, Cesari la tiene in campo, avanza il numero 1 che poi tenta un sinistro, trova nessuno, rimessa dal fondo per Ciaralli. Ceccarelli, la sterzata se la porta sul sinistro, torna poi sul destro, viene francobollato da basso Marcelo. Michel, ancora Michel che vince il rimpallo, torna da Marcelo, avanza il numero 6, 1-2, la parata di Cesari su Marcelo dopo un grande scambio con Ceccarelli. Lancio lungo intanto poi di Cesari e rientra anche Cutruneo. De Simone ripulisce il pallone, Cutruneo all'indietro, sempre Cutruneo, Cutruneo, salta Michele, viene fermato da Merlo, rimessa per la Roma. Intanto aggancio tra Marcelo e Ferrara, palla lontana, poi fallo su Marcelo, terzo fallo dell'Orange, resta a terra il numero 3 dell'Orange. Problemi anche per Marcelo che lascia il posto a Pietrasanta. Non abbiamo visto quello che è successo tra Marcelo e Ferrara, successo palla lontana, lascia il posto il numero 3 ad Angelino.
Cutruneo, De Simone cerca di chiudere il triangolo, ancora Cutruneo, calcia addosso ad Angelino. Palla fuori, Pietrasanta la rimette al centro, in vantaggio Cesari che poi tenta il sinistro direttamente dalla sua area di rigore. Ci ha provato Maurizio Cesari a sorprendere Ciaralli. Cutruneo, Lucentini, De Simone, ancora Lucentini, Pietrasanta, Cutruneo, fallo di Federico Caracciolo, quarto fallo anche per l'Orange. (3:27) al termine del primo tempo. Cutruneo, Pietrasanta, De Simone, Pietrasanta, Cutruneo, non salta Angelino, torna da Pietrasanta, Cutruneo, sinistro deviato, Cesare evita il calcio d'angolo e qui sbaglia. Intervento Pietrasanta, rimessa Orange. Angelino, Alves, Merlo, entra nella Caracciolo, intervento di De Simone, rimessa Orange. Ancora Merlo, si accentra il sinistro, Ciaralli attento sul primo palo, spazza via Cutruneo, rientrano Michel e Ceccarelli. Per Reali sono usciti Lucentini e De Simone. Alves sollecita Cesari, Merlo, 1 contro 1 con Ceccarelli, sfida tra capitani. Ancora Merlo, Alves, la sterzata, la palla è per Angelino che calcia male. Altra occasione per l'Orange, strozzato il destro Luca Angelino. Ceccarelli la tiene sull'attacco di Caracciolo, Michel, Marcelo, ancora Michel, Cutruneo, Marcelo, anzi Michel, Cutruneo, avvia Cutruneo fermato da Merlo, poi Cutruneo sbaglia, Angelino, Caracciolo di prima, in vantaggio Marcelo che riparte da Ciaralli, Cutruneo,
Ceccarelli lotta con Merlo, alla meglio il capitano dell'Orange. Rimessa per la Roma. Michel. Salta Angelino, Michel cercava Ceccarelli sul secondo palo. C'è stata una deviazione, tanto rientra basso al posto di Merlo, stremato il capitano dell'Orange. Cutruneo, sinistro forte ma non preciso. Alves. Pacco mette fuori Marcelo. Caracciolo in avanti, Angelino anticipato, recupera Ceccarelli. Ciaralli. Lancio, colpo di testa di Alves, poi quello di basso. Rimessa Roma. 42 secondi al termine del primo tempo. Marcelo. Michel. Va via Michel. Pietrasanta col destro, ma la palla era uscita, rimessa laterale per l'Orange. Non riesce a ripartire Alves, se la prende col suo portiere. Michel. Marcelo. Ceccarelli. Perde palla qui Marcelo, mancano 2 secondi, Caracciolo. Marcelo ripiega, suona la sirena. Si va al riposo con la Roma 1927 avanti 2-0 sull'Orange Futsal Asti. Decidono le reti di Cutruneo e Lucentini. Noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco sempre in diretta qui da Guastalla per la ripresa.
Le squadre sono rientrate sul parquet. Si ripartirà dal 2-0 in favore della Roma. Riprende la gara. Lancio di Cesari, colpo di testa di Michel. Angelino, ancora il numero 10 che nel primo tempo ha avuto l'occasione di fare 2-1. Ci ha provato Alves. Ceccarelli. Giocata qui di Michel in mezzo a due, poi allarga. Ancora il numero 11. Va via Michel, sinistro respinto, Angelino mette rimessa laterale. Angelino intercetta, tenta un tiro debole, Ciaralli fa già ripartire Cutruneo, colpo di testa di Alves. Michel, ancora Ceccarelli, Michel, anzi Cutruneo si inserisce e calcia col sinistro, palla fuori, ci ha provato Ivan Cutruneo. Angelino, Merlo, Caracciolo, ancora Merlo, Alves, Caracciolo, Angelino, fermato da Alves, Cutruneo, riparte Angelino, ancora Alves, 1-2 che non si chiude. Merlo, vince il rimpallo Merlo, Caracciolo tenta di sorprendere Ciaralli sul primo palo, palla che esce ma c'è stata una deviazione. Merlo, Angelino, la rimette al centro il numero 10, intercetta Cutruneo, recupera palla Lasti, lotta Marcelo, alla fine la sfera arriva a Michel. Cutruneo, ancora Marcelo e poi Cutruneo, sempre il numero 6, non la tiene Ceccarelli sull'imbucata di Marcelo. Merlo in avanti, non trova Angelino, troppo lungo il passaggio del capitano dell'Orange, riparte Cutruneo. Michel, ancora Cutruneo, sempre Michel. Cutruneo cerca e trova Ceccarelli, Pietrasanta col destro sul fondo. Merlo, 1 contro 1 con Lucentini, Lucentini lo ferma, lancio di Cesari, palla direttamente dalle parti di Ciaralli e quindi Cutruneo. Ceccarelli, Cutruneo, Ceccarelli, Pietrasanta in avanti, non riesce a trovare il movimento di Cutruneo, passaggio lungo,
po' di stanchezza in casa Roma dopo i primi 8 minuti del primo tempo devastanti della squadra dei Reali. Giocata qui di Angelino che va via in mezzo a due, alla fine viene steso da Pietrasanta. Arriva il primo fallo di questa ripresa, lo ha commesso Luca Pietrasanta. Le proteste della panchina dell'Orange che reclamavano un cartellino giallo ai danni di Pietrasanta. Viene richiamata la panchina dall'arbitro Moschella. Punizione quindi per l'Orange. Parte Merlo con il sinistro, la deviazione sotto porta di Alves che non inquadra lo specchio. Occasione per l'Orange. Sbaglia qui Marconi. Riparte l'Orange. Caracciolo. Lancio di Cesari, troppo lungo per Angelino. Altro lancio questa volta di Ciaralli, non la tiene Marconi. Non riesce a far salire la squadra al numero 9. Qui rischia. Alves stava per fare un regalo clamoroso a Marconi che non ne ha approfittato. Ancora Alves fermato da Marconi, non c'è fallo. Rimessa Orange. Caracciolo. In avanti Cesari, quindi Cutruneo. Marcelo. Pietrasanta. Cutruneo. Ancora il numero 7. Lotta, va via Pietrasanta. Palla sull'esterno della rete. Caracciolo. Angelino vuole girarsi su Marcelo che lo ferma. Marcelo anticipa ancora Angelino che poi lascia il posto a Ferrara. Marcelo in vantaggio, riparte, occhio al numero 6, la giocata, l'assist, il destro, la parata di Cesari su Marconi. Che occasione per la Roma. Ancora Marcelo, perde palla sull'attacco di Amico, spera che poi esce. Messa per la Roma. Arriva la correzione da parte dell'arbitro. La rimessa era per l'Orange.
ci prova Ferrara, palla nuovamente da Cesari, decisivo su Marconi poco fa, ci prova il numero 1 che trova una deviazione, calcio d'angolo per l'Orange. Recupera palla De Simone che tenta di autolanciarsi. Cesari la mette giù Ferrara, ma favorisce Marchetti. Palla nuovamente a Cesari, Marchetti la sporca, rimessa Orange. Ritmi un po' bassi in questa fase del match. Tocco qui di Cigliuti, fa il suo ingresso in campo, numero 11. Errore anche di Pietrasanta, un po' di confusione per le due squadre, stanno sbagliando tanto. Ancora Cesari in avanti, non trova nessuno, ci prova Ciaralli, la parata di Cesari e poi ancora un'occasione per Marchetti e ancora calcio d'angolo. Anzi no, rimessa dal fondo. Arriva la correzione da parte di Moschella. Caracciolo, palla in avanti troppo lunga. Non riesce a ripartire Caracciolo, rimessa Roma. Pietrasanta, lancio di Marchetti, in vantaggio Cesari. Lucentini 1-2 con Pietrasanta, Lucentini non riesce a calciare verso la porta. Michel, Cutruneo, palo. Roma vicino al 3-0 con Cutruneo. De Simone, la parata di Cesari, poi Michel va via, serve De Simone, palla in area di rigore, calcio d'angolo per la Roma, un'occasione anche per Gabriel De Simone. Attenzione al destro di Michel, palla di poco fuori. Caracciolo, Merlo, Angelino, giocata qui, la parata credo di Ciaralli su Alves, che occasione anche per l'Orange. Determinante Ciaralli sulla giocata di Enrico Alves.
mette fuori Michel, palla che si impenna e termina sul fondo. Altro lancio. Cutruneo 1-2 con Marcelo, in vantaggio Cesari che spazza via. Rimessa dal fondo per Ciaralli, poco fa bravissimo su Alves, bravo anche Cesari in due circostanze in precedenza. Caracciolo, non è riuscito Amico a servire Angelino. Fermato Ceccarelli. Michela non salta, Caracciolo. Rimessa Roma. Cutruneo, Ceccarelli, Marcelo attaccato da Angelino, recupera palla il numero 10. Cesari in avanti, sbaglia, riparte Ceccarelli, palla che passa, Amico ci mette una pezza. Marcelo voleva il fallo, non ravvisato dagli arbitri. Marcelo splendido, il triangolo tra Marcelo e Ceccarelli e arriva alla rete di Marcelo. 3-0 della Roma, grande azione sull'asse Ceccarelli Marcelo e il numero 6 non sbaglia e triplica il vantaggio. Dopo i gol di Cutruneo e Lucentini nel primo tempo, arriva il tris della Roma. Palla nuovamente dalle parti di Ciaralli. Anticipato a Ceccarelli, riparte Caracciolo. Quindi Alves. Angelino, fallo di Cutruneo, terzo fallo della Roma. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto della partita. Punizione, parte Merlo, Alves, ancora Merlo, Caracciolo, Merlo, fallo di Ceccarelli, quarto fallo.
Entra il portiere di movimento per Patanè, c'è Federico Caracciolo con la maglia del portiere di movimento. Sarà 5 contro 4, 9:53 al termine della partita. Merlo. Angelino. Caracciolo. Ancora Angelino. La palla è per Merlo. La parata di Ciaralli sulla conclusione di Caracciolo. Ancora Caracciolo. Angelino. Sempre il numero 10. Alves. Federico Caracciolo la rimette al centro. Palla messa fuori. Angelino. Alves. Angelino. Alves. Merlo. Ancora Angelino. Alves cerca spazi che non trova, però l'Orange difende bene la Roma. Sempre Angelino. Merlo. Angelino. Ancora Angelino. Merlo. Angelino. Ancora il numero 10. Merlo. Ci prova Caracciolo, respinge Ciaralli e poi spazza via Marcelo, ma la tiene in campo Angelino perché c'era stata una deviazione di un giocatore della squadra di Patanè, quindi il numero 10 non ha voluto rischiare. 7:30, ancora il 10 in possesso. Caracciolo, ancora Angelino. Alves. Ancora il 7. Federico Caracciolo. Merlo. Ancora Ciaralli su Alessandro Caracciolo e poi la conclusione di Ciaralli vicino al gol. Il portiere della Roma altro lancio col petto Marcelo, mette giù, ne salta 2, arriva il fallo di Alves che viene anche ammonito. Primo giallo del match per Enrico Alves Rodriguez, il primo fallo dell'Orange. Rimessa ancora per la Roma. De Simone. Michel. Marchetti. Ancora Michel.
De Simone perde il contatto con la sfera, riparte Merlo e poi De Simone in stirata intercetta, calcio d'angolo per l'Orange. Rientra Federico Caracciolo con la maglia del portiere di movimento. Angelino, Merlo, Caracciolo, ancora Merlo, Angelino, Merlo, il numero 10 ancora, Alves, Federico Caracciolo, ancora Alves, Angelino, sbaglia tutto Alessandro Caracciolo. Marcelo, Pietrasanta, Marcelo, Cutruneo, cerca Ceccarelli, lotta il numero 8, Pietrasanta, Cutruneo, sbaglia il controllo, rimessa per l'Orange, time out per Hernan Patané che vuole modificare alcuni aspetti del 5 contro 4 perché il tempo si sta stringendo. 5:22 termine della gara, la Roma che vede nel traguardo il suo terzo tricolore di fila. Le indicazioni anche di Reali. Angelino, Merlo, ancora Angelino, Alves, Angelino, Merlo, Caracciolo, Angelino, sempre Angelino, palla che esce fuori, non l'ha tenuta in campo Merlo, girandola di cambi per la Roma quando c'è da gestire il pallone. Rientrano Lucentini, De Simone, Michel e Marchetti. Lucentini, Michel, movimento di De Simone, va via Michel, calcia col sinistro sull'esterno della rete. Alves, Caracciolo, ancora Alves, pressione della Roma per non permettere l'entrata di Caracciolo e qui De Simone intercetta il passaggio di Alessandro Caracciolo. Tenta di andare via Merlo.
Palla fuori, sguardo al crono del capitano dell'Orange, 4 minuti e 9 secondi, termine della partita. Michel recupera Alves, Caracciolo sbaglia l'appoggio per Merlo, riparte la Roma, intercetta Alves, ancora Caracciolo ma la palla è uscita. Pietrasanta, De Simone, Michel non riesce a servire Pietrasanta e quindi rientra Federico Caracciolo con la maglia del portiere di movimento, nuovamente 5 contro 4. Merlo, Alessandro Caracciolo, quindi Merlo, Angelino, Alves ci prova, tiene in campo Caracciolo, poi la sfera esce in un secondo momento, rimessa Roma, rientrano Pietrasanta, Michel e Marchetti, giocata qui del numero 3, Angelino lo rimonta, ancora Angelino, fallo di Marchetti, quinto fallo della Roma a 3 minuti e 9 secondi dal termine. Angelino, Merlo, Caracciolo, ancora Angelino, Alves, Angelino, Merlo intercetta Pietrasanta, corner per l'Orange. Ancora Alves, Caracciolo, palla fuori, sbaglia, l'appoggia all'indietro per Angelino, rimessa Roma. De Simone, Ciaralli, Pietrasanta per Cutruneo che trova la deviazione di Angelino, calcio d'angolo, Cutruneo, Michel, altra deviazione, altro calcio d'angolo, la Roma resta lì, 2:19 al termine. De Simone direttamente da Michel, Cutruneo fermato da Alves, rimessa per l'Orange che rientra con la maglia del portiere di movimento Federico Caracciolo, 5 contro 4. Ultimi 120 secondi del match. Alves ci prova Caracciolo, Pietrasanta intercetta e calcia, è il gol di Luca Pietrasanta che firma il 4-0 e mette il punto esclamativo al match. E quindi il gol di Pietrasanta, terzo gol nella Final Four dopo i 2 di ieri. La Roma mette il punto esclamativo alla partita e al tricolore. 100 secondi al termine, calcia Merlo, deviazione da parte di De Simone,
Angelino, Alves, Caracciolo, ancora Angelino che perde il contatto visivo con la sfera. Alves, la parata di Ciaralli sul primo palo sulla conclusione di Caracciolo. Ultimo giro di lancette, Angelino intercetta Lucentini, la porta è vuota e il gol di Lucentini che fa doppietta e la Roma si avvicina sempre di più al suo terzo scudetto consecutivo. Non ha sbagliato Lucentini, approfittando della porta sguarnita, doppietta per lui. Ci prova Alves con l'Orange che ha rinunciato al portiere di movimento. Caracciolo, palla fuori, Alves, Merlo, deviazione di Marcelo, 23 secondi al termine, ancora Orange con Alves, si gira Caracciolo ma non calcia, perde la palla sull'attacco di Marcelo, 3 contro 2, Ceccarelli, De Simone, Ceccarelli, Marcelo, il gol di Marcelo, arriva il 6-0 a 6 secondi dal termine, dilaga la Roma nel finale. 1927, con il numero 6 ha segnato Marcelo, il punteggio ora è sul 6-0. Il gol di Marcelo, doppietta anche per lui dopo quella di Lucentini. Si ferma l'Orange, suona la sirena, la Roma 1927 è ancora campione d'Italia. Il club giallorosso vince per il terzo anno consecutivo lo scudetto Under 19. La Roma si prende la rivincita sportiva contro l'Orange dopo la sconfitta della Coppa Italia di Ancona. La squadra di Reali è campione d'Italia grazie al 6-0 conquistato qui a Guastalla, doppietta di Lucentini, doppietta di Marcelo e il gol di Cutruneo e Pietrasanta. Continua quindi l'egemonia del club del presidente verde. Arriva il saluto tra le due squadre che di fatto si sono giocati 3 titoli in palio in questa stagione. Prima la Supercoppa di Eboli del 5 gennaio con la vittoria della Roma per 5-3, poi la vittoria dell'Orange in Coppa Italia ed oggi la vittoria dello scudetto. Intanto i ragazzi festeggiano con Reali. Altro percorso straordinario della Roma che, come detto, conquista il terzo scudetto consecutivo. Si prepara la cerimonia di premiazione. Non è finita la stagione della Roma, che con la prima squadra a partire dal 9 giugno inizierà i playoff scudetto
di Serie A con la squadra dei Reali che affronterà la Feldi Eboli. Applausi, scena aperta per l'Orange che chiude al secondo posto della Pole Scudetto, vince la Coppa Italia Under 19 e con la prima squadra ha conquistato la promozione in Serie A2 Elite, quindi una stagione indimenticabile anche per l'Orange Futsal Asti, tra compagini in realtà solide del nostro futsal. Sono stati 4 giorni straordinari qui a Guastalla del futsal giovanile, prima con le finali scudetto SGS Under 15 e Under 17 dove ha vinto la Lazio, come abbiamo ripetuto anche prima. Poi la vittoria del Real Ferentino che ha conquistato lo scudetto Under 21 regionale, e ora la vittoria della Roma, quindi trionfo laziale in questa 4 giorni di Guastalla. La gioia della Roma, che come detto conquista il terzo scudetto consecutivo. Siamo pronti per la cerimonia di premiazione. Ricordiamo la prossima settimana l'appuntamento di Anzio con la Final 8 Under 19 femminile, i playoff della Serie B femminile dove ci sarà l'ultima promossa in Serie A. Abbiamo raccontato con gli spareggi le promozioni di Woman Napoli e Levante Caprarica. La stagione è tutt'altro che finita. Poi il 9 giugno, tra 7 giorni come detto, dopo 30 giorni partiranno i quarti di finale playoff della Serie A Quinto, come detto con la Roma che affronterà la Feldi. C'è la finale scudetto di Serie A femminile in programma il 14 giugno a Policoro alle ore 18 tra CMB, che ha vinto la Coppa Italia a Genzano ad aprile, e il Bitonto. E poi ci sarà anche la Future Cup il 22 e il 23 giugno a Cesena. Quindi restate connessi, collegati con il canale YouTube della divisione calcio a 5, perché sarà un mese molto molto caldo e non parliamo solo delle temperature. È arrivata anche la retrocessione dell'Active dopo il play-out con il Pomezia. Sabato prossimo anche la finale di ritorno in A2 Elite tra Cesena e Giovinazzo, con il club pugliese che parte con 5 reti di vantaggio maturate nella gara di andata. Quindi la squadra pugliese a un passo dalla promozione in Serie A, la terza promossa in Serie A dopo il Petrarca e il Benevento. L'anno prossimo che la Serie A torna con il format delle 14 squadre. L'anno prossimo anche con la novità del play-in.
Tutte queste informazioni le trovate sul sito della divisione calcio a 5. Intanto si sta per partire con la cerimonia di premiazione. E ora iniziamo con la cerimonia di premiazione. La cerimonia di 19 nazionale. premiazione parte come di consueto dagli arbitri. Ora prendiamo Il primo arbitro Francesco Moschella della sezione di Bologna, che sarà premiato da Andrea Farabbini, vicepresidente della divisione calcio a 5. Andrea Farabbini, vicepresidente della divisione calcio a 5. Foto di rito tra Farabbini e Moschella. È il turno ora di Cosimo Di Benedetto della sezione di Lamezia Terme. Sarà premiato da Stefano Salviati, consigliere della divisione calcio a 5. Foto di rito. E ora è il turno del cronometrista Fabio Cortese della sezione di Parma, che sarà premiato da Antonio Scocca, consigliere della divisione calcio a 5. Ora un grande applauso per la squadra seconda classificata, Orange Futsal Asti. Foto di rito per la terna arbitrale. Ora è il momento della seconda classificata, l'Orange Futsal Asti, con il pasillo di onor sportivo della Roma. L'Orange Futsal sarà premiata da Leonardo Todaro, vicepresidente vicario della divisione calcio a 5, Andrea Farabbini, vicepresidente della divisione calcio a 5, e Luca Fornasari, assessore allo sport del comune di Guastalla. Ancora un grande applauso per la seconda classificata, Orange Futsal Asti. Premiano Leonardo Todaro, vicepresidente vicario della divisione calcio a 5, Andrea Farabbini, vicepresidente della divisione calcio a 5. Continuano le premiazioni. Assessore dello sport del comune di Grande Guastalla. stagione, come detto, dell'Orange, che chiude quindi al secondo posto con la Coppa Italia in bacheca. Continuano le premiazioni. Alessandro Merlo riceve da Leonardo Todaro, vicepresidente vicario della divisione calcio a 5, la targa che certifica il secondo posto dell'Orange. Foto di rito. Ora il momento dei premi individuali. Marcelo vince il premio MVP della partita. Il giocatore autore di una doppietta sarà premiato da Stefano Salviati, consigliere della divisione calcio a 5. Grande prestazione di Marcelo, qualità e quantità nello scacchiere di Fabrizio Reali. Doppietta per lui, gran partita, premio meritato. Mentre il premio Vincenzo Davino per il miglior portiere va a con il numero 1 Francesco Ciaralli della Roma 1927.
Ciaralli sarà premiato da Antonio Scocca, consigliere della divisione calcio a 5. E ora è il momento della prima classificata dei campioni d'Italia. E ora un grande applauso ai campioni d'Italia, Under 19 calcio 5, Roma 1927. I campioni d'Italia Under 19 Roma 1927. Stefano Castiglia. La Roma sarà premiata da Stefano Castiglia, presidente della divisione calcio a 5, Stefano Salviati, consigliere della divisione calcio a 5, e Paolo Dall'Asta, sindaco del comune di Guastalla. Quindi la Roma conquista il terzo tricolore di fila, si riprende una rivincita con l'Orange dopo la sconfitta di Ancona. Continua quindi l'egemonia della squadra allenata da Reali. Ecco la consegna della coppa. Il presidente Castiglia consegna la coppa a Tommaso Ceccarelli, capitano. Roma 6, ancora campione d'Italia Under 19. Su queste immagini di festa della Roma 1927 ci salutiamo qui, ringraziamo chi ci ha seguito in questa 4 giorni di Guastalla, un ringraziamento anche a Fabio Morra. È tutto da Guastalla, ci risentiamo per la Final 8 femminile e la Serie B femminile la prossima settimana ad Anzio.